11 in punto, buongiorno a tutti voi telespettatori puntuali. Come sempre siamo qui con Focus TG per raccontarvi l'attualità, la cronaca, per portare a casa vostra le notizie del Veneto dal Veneto. Ebbene, anche oggi in diretta, anche oggi vi terremo informati fino alle 13:30. Tanta cronaca con cui apriamo questa striscia dedicata proprio all'informazione quotidiana, dandovi subito una macabra notizia, una macabra scoperta. Stamattina un'ANSA battuta pochi minuti fa riguarda il rinvenimento di un cadavere a Vicenza, macabra scoperta questa mattina in zona Ponte Alto a Vicenza, dove alcuni operai, stiamo leggendo la notizia insieme a voi, che stavano eseguendo dei lavori sulla rete idrica, hanno scoperto un cadavere che galleggiava sul corso d'acqua di Oma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza con il nucleo dei sommozzatori, i carabinieri e il SUEM. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Sono intervenuti anche tutte le forze dell'ordine del caso e sul luogo del ritrovamento anche il magistrato di turno. Ebbene, vi terremo senza dubbio aggiornati e informati nel corso del nostro TG su tutti gli sviluppi, su tutto quello che i nostri colleghi della redazione di Vicenza raccoglieranno e ci racconteranno, lo ripetiamo, il rinvenimento di un cadavere questa mattina in zona Ponte Alto a Vicenza. Come vi dicevo, tanta cronaca nel nostro Focus TG, apriamo i nostri servizi parlandovi di una maxi operazione dei carabinieri, 140 persone denunciate, pensate, per aver indebitamente richiesto il reddito di cittadinanza, una truffa che più o meno ammonta a 460.000 euro. Vediamo. 140 cittadini romeni denunciati per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, una frode ai danni dello Stato per oltre 460.000 euro, sgominata dai carabinieri del nucleo ispettorato al lavoro di Vicenza con i colleghi di Bassano. Le indagini sono partite lo scorso mese di agosto dopo le segnalazioni da parte dei direttori degli uffici postali di Bassano e Rosà, dove si erano presentati due romeni. A insospettirli il fatto che entrambi non fossero in possesso di documenti italiani. Siamo intervenuti e li abbiamo identificati. Subito abbiamo rilevato un elemento in comune, cioè la stessa residenza e lo stesso civico. Questo indirizzo, questa residenza, era un indirizzo del comune di Torino che veniva individuato per i richiedenti asilo, quindi una residenza fittizia. Abbiamo quindi approfondito ulteriormente queste indagini e interpellando le varie banche dati siamo riusciti a tirare fuori appunto una lista di 140 nominativi che avevano individuato come residenza questo indirizzo fittizio. È emerso anche che queste persone non avevano mai dimorato in Italia e nemmeno avevano mai lavorato nel nostro paese. C'è di più. Il documento ISEE determinante per quantificare il reddito di cittadinanza anch'esso risultava falso. Appunto perché presentato tramite un'autocertificazione. 140 persone però non sono tutte quante state trovate nel territorio di Bassano e Rosà. No, questo non lo possiamo certo dire, però sono persone che hanno comunque presentato quello stesso indirizzo. Poi, dove avranno fatto i prelievi, se avranno tentato, eccetera, questo lo stabiliremo poi con il proseguio delle indagini. Potrebbe essere che avete scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora a questo punto? Sì, potrebbe essere proprio così. Sicuramente pensiamo che ce ne possano essere anche altre. E paura ieri a Selvazzano perché ha preso fuoco il tetto di una palazzina, 3 le persone intossicate, vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio.
3 persone intossicate e 2 appartamenti inagibili. Questo è il bilancio di un incendio partito dal tetto di una palazzina di 3 piani di Via del Carso a Selvazzano. Le fiamme sono divampate mentre erano in corso dei lavori di coibentazione necessari dopo alcuni danni provocati di recente dal maltempo. I vigili del fuoco intervenuti da Padova e Abano Terme hanno spento le fiamme in poco tempo e grazie all'impalcatura perimetrale posizionata dalla ditta addetta ai lavori sono riusciti a mettere in salvo in poco tempo le persone presenti all'interno degli appartamenti coinvolti. 3 persone però sono rimaste intossicate dai fumi e sono state portate in ospedale per le cure. Al momento risulta inagibile la mansarda danneggiata dalle fiamme e un altro appartamento. Ingenti danni al tetto del condominio. E continuano ad arrivare in redazione notizie di cronaca dell'ultimo minuto, noi ve ne diamo sempre conto. Leggiamo insieme un'altra ANSA. Nei giorni scorsi i militari del comando provinciale di Vicenza, parliamo di Guardia di Finanza, in questo caso hanno intensificato gli interventi di controllo per contrastare il lavoro in nero o il lavoro irregolare, anche finalizzati questi controlli a verificare il rispetto della normativa per il contenimento dell'epidemia, quindi contenimento del Covid-19, quindi parliamo di Green Pass, parliamo di rispetto, insomma, di tutte quelle normative che abbiamo imparato in questi 2 anni a conoscere. Ebbene, vi dicevo che nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Vicenza hanno disposto dei piani coordinati dalla locale prefettura. Il bilancio dell'attività eseguita dai finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa e dalle tenenze di Asiago e di Tiene è, pensate, di 15 lavoratori irregolari individuati. In particolare 9 sorpresi a prestare attività lavorativa completamente in nero, altri 6 in maniera irregolare. Le Fiamme Gialle hanno scoperto dunque questi 9 lavoratori in nero sorpresi mentre erano intenti a prestare la propria opera lavorativa senza che il titolare dell'impresa avesse provveduto a inviare tutta la documentazione di inizio del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro dunque adesso dovrà pagare le conseguenze di questa di questo scriteriato comportamento. Insomma, noi continuiamo a segnalare problematiche di questo tipo, sono all'ordine del giorno e chi segue, e siete in tanti, di questo non possiamo che ringraziarvi, e i nostri appuntamenti con l'informazione sta vedendo, sta constatando che insomma il cerchio dei controlli si stringe sempre di più in un momento molto particolare, molto delicato per l'economia, per gli esercenti, per insomma tutto quello che ruota attorno al mondo del lavoro. Ne parleremo fra poco perché c'è lo spettro di licenziamenti, di perdite di posti di lavoro dovute proprio alle ripercussioni della crisi economica. Parleremo con degli imprenditori, insomma. Come vi dicevo, l'edizione di oggi di Focus TG è estremamente incalzante, ricca di contenuti, di attualità. Noi adesso continuiamo con la cronaca perché c'è una svolta importante nelle indagini sull'investimento con fuga di 2 donne anziane avvenuto giovedì a Ponte Vigo d'Arzere. Dopo 48 ore dall'incidente, un automobilista avrebbe chiamato i vigili urbani di Padova. Sentiamo per cosa. È stato individuato dalla polizia locale di Padova il pirata della strada che giovedì sera qui in strada Ponte Vigo d'Arzere ha investito, ferendole gravemente, 2 anziane signore senza prestare soccorso. Ha chiamato la polizia locale nella notte tra sabato e domenica, 48 ore dopo quell'incidente che deve avergli tolto il sonno. Domenica pomeriggio si è presentato al comando di via Gozzi. Uomo italiano sui 45 anni, residente in un comune della cintura urbana, è stato denunciato a piede libero dai vigili urbani per lesioni gravi e per essersi allontanato dal luogo dell'incidente, le strisce pedonali all'altezza della tabaccheria, senza prestare soccorso alle 2 anziane che aveva investito. Fondamentale, a quanto sembra, la testimonianza di un ragazzo di 14 anni, testimone oculare e primo a soccorrere le donne.
Regina, 84 anni, e l'amica Teresa alle 19 di giovedì erano appena uscite da messa dalla chiesa di Ponte Vigo d'Arzere. La signora Regina è ancora ricoverata in prognosi riservata in terapia semi-intensiva. Il violento colpo ricevuto le ha fratturato tutte le vertebre e alcune costole. Ha avuto pure una bolla d'acqua nei polmoni. I familiari della 84enne avevano anche diffuso un SOS con volantini sparsi nella zona dell'incidente, rivolto a chiunque avesse visto qualcosa, e ora vorrebbero ringraziare il giovanissimo soccorritore. Che via Ponte Vigo d'Arzere sia difficilmente attraversabile dai pedoni non lo scopriamo di certo noi. Quello che invece abbiamo scoperto è questo. Sul luogo dove è avvenuto l'investimento delle due anziane è attivo un sistema automatico per attivare il semaforo pedonale. Solo che questo sistema, come potete vedere, non funziona. E adesso piccola pausa per noi, torniamo fra 2 minuti con un ospite in studio, abbiamo tanto di cui parlare, cronaca, attualità, economia, caro bollette e poi la pagina dedicata alla sanità. A fra poco. (12:13), ben ritrovati, siamo in diretta con Focus TG, come vi avevo promesso ci ha raggiunto in studio un graditissimo ospite, Simone Bontorin, sindaco di Romano de Zelino. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti e auguri a tutte le donne. Assolutamente, mea culpa, dovevamo iniziare insomma questa puntata di Focus TG facendo i migliori auguri a tutte le donne, ma abbiamo una parte della nostra edizione giornaliera dedicata proprio alle donne, quindi mi riservavo di dedicare gli auguri e i saluti alle donne proprio in quel frangente lì. Comunque abbiamo anticipato i tempi. A proposito di tempi, sono tempi difficili quelli che sta vivendo l'economia in Veneto e non solo. Parliamo di caro bollette, parliamo chiaramente del rincaro dei prezzi del carburante, delle materie prime, tanti gli imprenditori che chiedono aiuto al governo, chiedono aiuto alla regione, alle istituzioni. Allora, prima di intraprendere questo tema di discussione con il nostro ospite Simone Bontorin, guardiamo insieme questo filmato che ci introduce all'argomento. È la morte del Covid? Di certo l'epidemia ormai è in calo vertiginoso e tutti si augurano che sia la fine del tunnel. Nel Vicentino sono 250 i nuovi positivi, che su 862.500 abitanti significa che c'è un'incidenza della pandemia dello 0,02% sulla popolazione. All'ospedale San Bortolo si contano 43 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Insomma, si naviga a vele spiegate verso il 31 marzo, quando il governo potrebbe chiudere la stagione dell'emergenza sanitaria. Così, dopo 2 anni, se davvero decadrà lo stato di emergenza, contestualmente dovrebbe venir meno il presupposto giuridico che fino a oggi ha sostenuto le limitazioni alla libertà dei cittadini. La domanda che poniamo è arrivato il momento di abolire il Green Pass? Un quesito che è direttamente legato a un'altra crisi, quella economica, quella del caro energia, del rincaro delle materie prime, anche a causa della guerra in Ucraina. Insomma, per sostenere le attività produttive è auspicabile eliminare le limitazioni burocratiche? Noi chiediamo la fine di tutte le limitazioni. Apindustria chiede la fine di tutte le limitazioni, un freno a mano sull'economia in cui già le ricadute della guerra e delle sanzioni per il Vicentino saranno pesanti, visto che l'export in Russia e Ucraina vale circa 450 milioni di euro. Soluzioni che vogliono colpire l'economia russa di fatto colpiscono di più l'economia, in particolare quella del Veneto, dove abbiamo un forte export verso la Russia, e mi sembra che stiamo veramente giocando un gioco molto pericoloso. Insomma, 2 fronti sono troppi. C'è già la guerra e il caro energia. Se decade l'emergenza sanitaria, almeno l'eliminazione delle limitazioni può essere una boccata d'ossigeno per le attività produttive. Adesso c'è la data del 31 marzo e confidiamo, anzi chiediamo e non abbiamo dubbi che le limitazioni alla libertà personale vengano assolutamente concluse e speriamo di non rivederle mai più. Questo, secondo il nostro punto di vista, porterà a un sollievo anche alle persone, quindi la possibilità di tornare a vivere e di fare una vita nel pieno rispetto dell'autodeterminazione dell'individuo.
non sono aspetti questi secondari, perché tutti noi agiamo per motivi psicologici ed emotivi, quindi l'idea di tornare a normalità è anche un modo per avere più energie e per scatenare le creatività che questo nostro territorio ha e ha sempre dimostrato di avere. Sindaco Bontorin, abbiamo visto questo servizio del collega Carlo Alberto Inghilleri che ci ha introdotto un pochino a quello che noi stiamo raccontando da settimane, le problematiche relative al rincaro delle bollette, le difficoltà di tantissimi comparti economici, famiglie che insomma risentono del rincaro dei prezzi del carburante e quant'altro. Insomma, dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di sacrifici alle famiglie, alle aziende, alle associazioni, viene chiesto un ulteriore sforzo. In che direzione stiamo andando? La direzione è complicata e vorrei dire che è anche una direzione che è complessa da prevedere. In queste occasioni credo che la necessità di essere chiari e di dire subito e rassicurare tutti coloro che operano, partendo principalmente dalle famiglie, che sono quelle che possono subire i contraccolpi anche dal punto di vista emotivo principali, e andare a rassicurare anche chi poi nel territorio opera con le proprie aziende, con le proprie imprese, con il commercio. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista come amministratore, credo che sia necessario da una parte chiedere con forza degli aiuti al governo, proprio perché è una cosa anche di questi giorni, gli enti pubblici stanno ricevendo come tutti gli altri bollette che sono esorbitanti, con aumenti anche del 100% o anche oltre il 100% per quanto riguarda il gas. Quindi da questo punto di vista siamo purtroppo tutti nella stessa barca, però dal punto di vista a favore degli enti pubblici gioca il fatto che se avremo un po' i lacci liberi per poter aiutare le imprese e le aziende, magari utilizzando gli avanzi di amministrazione, magari utilizzando altre risorse che abbiamo in bilancio, quello di arrivare alle famiglie e quindi anche con degli sconti su quelle che sono le bollette che arrivano poi ogni giorno in tutte le case, perlomeno per sterilizzare questo aumento, perché se il problema può essere in un prospetto di medio-lungo periodo anche quello del lavoro con i paesi che sono oggetto di questa crisi internazionale, dal punto di vista attuale il breve termine è quello in cui bisogna agire per calmierare i prezzi e dare una mano direttamente alle famiglie. Sindaco Bontorin, le amministrazioni locali sono dei punti di osservazione straordinari per quello che riguarda il rapporto proprio diretto con i cittadini, con la realtà del territorio. Ecco, proviamo a ristringere un attimo il cerchio della nostra discussione su una realtà come Romano d'Ezzelino, che può essere sicuramente questo ragionamento replicabile per tanti altri paesi, insomma, di questa portata, di questa grandezza. Come sta vivendo un paese appunto come Romano d'Ezzelino questo periodo di crisi, oltre al caro bollette, oltre diciamo alle tematiche di cui stiamo parlando, anche quelle che ad esempio riguardano il centro storico, le difficoltà nel portare avanti determinate attività in luoghi, in zone insomma, che stanno vivendo comunque una flessione, una recessione da parte dell'afflusso di persone, dello sviluppo economico in generale. Insomma, un piccolo paese, un paese come Romano d'Ezzelino, che poi piccolo non è, come sta affrontando questo momento di crisi? Dal punto di vista della nostra realtà posso dire che l'obiettivo che abbiamo sempre avuto, soprattutto alla luce di quello che è successo nel periodo Covid, è stato quello di avvicinare le attività commerciali, in questo caso quindi le attività che per prime hanno un impatto sulla vita dei cittadini, alle singole frazioni, e quindi abbiamo cercato anche di incoraggiare quelle iniziative imprenditoriali o di commercio soprattutto che potessero essere vicini al territorio. L'obiettivo è quello di portare un paese che possiamo definire a 500 metri da ogni casa. È una delle iniziative che abbiamo intrapreso nel 2019, il 2020 ci ha fatto fermare e riflettere, nel 2021 siamo partiti. Ad esempio, posso portare l'esempio della frazione, quella più storica, che è la frazione di Romano, siamo partiti con un mercato cittadino che, proprio alla luce di quello che è successo nei mercati limitrofi e anche del territorio, ha avuto da subito un bel impatto, soprattutto per quello che è la ricettività dei nostri compaesani, dei nostri concittadini. E questo è uno dei percorsi, perché a questo
portando delle nuove attività, magari quelle attività che proprio mancano, abbiamo dovuto affiancare anche uno stimolo e una maggior visibilità di quelli che già operano, per prima cosa per non far perdere loro la speranza di una ripresa e in secondo luogo per valorizzarli e integrarli in questo percorso di sviluppo. Un'altra situazione che abbiamo sott'occhio è ad esempio quello di portare i servizi, che possono essere anche poi trainati da servizi commerciali, in tutte le frazioni. E mi viene in mente la frazione più a sud, che è anche la più piccola del comune, Sacro Cuore, che da anni chiedeva una farmacia e proprio in questi mesi è stato vinto un bando da dei privati per avere una farmacia, per aprire una farmacia. Capite bene che portare questo di conseguenza stimola e sviluppa altre attività imprenditoriali, altre volontà e mette in moto un meccanismo che a noi sicuramente fa piacere, ma che porta soprattutto servizi e possibilità ai concittadini. Ecco Sindaco, lo dicevamo prima, avete un rapporto diretto con la cittadinanza, con il territorio. Che cosa vi chiedono i commercianti, le famiglie? Cioè, bussano alla porta del municipio, in questo caso di Romano Dezzellino, vedono anche insomma, nel sindaco una figura di riferimento. Che tipo di dialogo c'è in un momento storico, economico come questo? Cioè, quali sono i bisogni delle famiglie e dei artigiani, degli imprenditori? Il fatto di avere questo punto di vista privilegiato permette di avere soprattutto le informazioni subito, ma tra l'altro ci espone a una responsabilità molto importante, che è quella di avere delle risposte, non dico sempre pronte, ma da dare nel giro di pochi giorni. Partiamo con le famiglie. Il caro bollette è in questo momento il problema maggiore, perché va a ridurre il potere d'acquisto delle singole famiglie. Un'attività che abbiamo fatto in previsione di quello che poteva succedere è stato quello di mettere delle risorse all'interno di quelle che sono le risorse che destineremo alla Tari, quindi far sì che le famiglie perlomeno non subiscano l'aumento della Tari. È una di quelle cose che purtroppo potrebbe succedere. Per quanto riguarda invece il lato commercianti, due sono i punti su cui lavorare. Da una parte cercare di sviluppare e creare una rete, un sistema di commercianti, di imprese, di artigiani, di territorio locale che si mette insieme e fa vedere di cosa è capace e lo fa in modo sinergico e coordinato. Dall'altra parte quello di lavorare con aiuti economici, che nel nostro comune sono sempre stati dei bonus relativi a particolari situazioni e che in questo momento cercheremo di prevedere proprio per dare sostegno e far sì che chi magari è in difficoltà o ha il dubbio di poter o dover lasciare abbia anche il sostegno e la speranza di poter continuare almeno per un periodo in cui non sta vedendo altri aiuti, ma può intervenire il comune. Allora, tutto molto chiaro, adesso ci prendiamo una piccola pausa, 2 minuti, rientriamo in studio ancora con 2 domandine per Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzellino. Poi dobbiamo darvi gli aggiornamenti della notizia con cui abbiamo aperto questa edizione di Focus TG, ovvero il ritrovamento di un cadavere questa mattina in zona Ponte Alto a Vicenza. Abbiamo delle immagini che vi proporremo fra pochissimo. Tanta cronaca, tanta attualità fra 2 minuti. (12:29), ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta per raccontarvi quello che succede nel nostro territorio, con quindi notizie dal Veneto, del Veneto. Ebbene, vi terremo compagnia, vi terremo informati fino alle 13:30. Ci siamo lasciati prima della pausa pubblicitaria ancora in compagnia del nostro ospite Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzellino, con 2 o 3 domande veloci, questioni in sospeso prima di salutarlo. Una su tutte riguarda le opere pubbliche, gli investimenti che un'amministrazione comunale può fare in un momento economico, storico come questo. Insomma, dopo, non ci stanchiamo di ripeterlo perché purtroppo è storia recente, dopo 2 anni di pandemia, dopo insomma le difficoltà legate proprio a come sono stati affrontati questi 2 anni anche dal punto di vista economico e logistico,
Adesso lo spettro della guerra che si materializza in maniera sempre più terrificante per l'immaginario collettivo, e poi il rincaro bollette. Insomma, un comune riesce a essere attivo e propositivo, a investire in infrastrutture in questo momento? Il fatto di essere un ente pubblico, secondo me, deve essere la certezza per tutti, per le imprese, per i cittadini. Noi dobbiamo continuare a investire e non dobbiamo aver paura di farlo. Il fatto che in corso d'anno, nei prossimi anni, avremo moltissime risorse a disposizione ci porterà soprattutto ad avere sempre più progetti a lungo termine da mettere in campo. Mi riferisco alle connessioni tra i vari comuni, alle grandissime opere che possono essere di utilità non solo per un territorio, ma per tutta la comunità, per tutte le comunità della Pedemontana. Parlo di ciclabili, ma parlo anche di strutture e infrastrutture che daranno servizi, punti di riferimento per il territorio. Dal mio punto di vista, noi dobbiamo essere comunque quel bacino di servizi che comunque verranno sviluppati. Non dovremo aver paura di quelli che saranno i rincari, casomai avremo la possibilità di investire e di farlo su un orizzonte temporale un po' più lungo. Orizzonte temporale invece più ristretto, Sindaco, per quello che riguarda proprio l'amministrazione comunale di Romano De Zellino, perché nel 2022 il Paese è chiamato di nuovo alle urne, si andrà alle elezioni. Come vi state preparando? Sembra un periodo che sia stato interminabile, in realtà sono già passati 5 anni e non ce ne siamo neanche resi conto. Abbiamo avuto pandemie, abbiamo avuto incendi, abbiamo avuto una guerra, abbiamo avuto il terremoto, abbiamo avuto tantissime cose in questi anni e gli anni sono volati. Ci stiamo preparando perché crediamo che il percorso iniziato debba essere un percorso di medio-lungo periodo. Nelle prossime settimane, ovviamente, quando ci verrà resa nota la data delle elezioni, si partirà anche con quella che è l'attività di campagna elettorale. Però posso dire e rassicurare tutti i concittadini che stiamo già lavorando per avere una squadra di persone innamorate del territorio, anche di appartenenze politiche diverse, perché è una cosa che in questo periodo bisogna valutare e sulla quale bisogna porre molta attenzione, ma soprattutto la facoltà, la caratteristica principale sarà quella di avere persone che amano Romano. Amare Romano vuol dire condividere un percorso di lungo periodo, vuol dire avere sempre in mente quello come interesse principale, vuol dire che le opere pubbliche non hanno colore ma sono necessarie, vuol dire che i servizi vanno a mirare quelle che sono le necessità dei cittadini e soprattutto poi cercheremo di farlo in modo indolore, perché non vorrei che passassimo mesi di campagna elettorale e mesi di post campagna elettorale perdendo tempo. Quindi dal nostro punto di vista, quando ci ripresenteremo, e non ci vuole tanto, andremo avanti come se non ci fosse nessuna interruzione, perché vogliamo garantire e dare questa garanzia ai cittadini, che tutto continuerà secondo quello che è quanto fatto in questi 5 anni. E a proposito allora di serenità, l'ultima domanda prima di congedare il Sindaco Simone Bontorin, quindi una campagna elettorale che non vuole creare polemiche, non vuole scuotere l'ambiente, ma l'ambiente di Romano, come quello di qualsiasi altro territorio, è sicuramente preoccupato da quello che sta succedendo a livello internazionale. La paura della guerra, l'arrivo dei profughi ucraini nel nostro territorio, come lo state vivendo a Romano De Zellino? La situazione non è semplice, come immagino tutti possano aver percepito. Personalmente, e in questo caso bisogna anche porre un po' di attenzione, la sto vivendo un po' dal punto di vista emotivo con trasporto, perché ho visto bambini coetanei di mia figlia, è un avvenimento recente per cui posso dire che vivo con maggiore sensibilità questo tema. Giovedì e venerdì scorsi sono passati in municipio 2 nuclei familiari, la mamma e i 2 bambini. Nel primo caso erano di 2 e 4 anni e probabilmente non erano nemmeno consapevoli di cosa stesse succedendo. Nel secondo caso invece i bambini erano un po' più grandi, 8 e 10 anni, e vedere il loro sguardo, gli occhi svuotati e soprattutto vedere una persona che pensava di avere la vita spianata davanti, la mamma, e si trova lontana da casa senza il marito perché sta combattendo in guerra al fronte, mi fa pensare
pensare che tutti dobbiamo essere utili e metterci a disposizione. Il Comune di Romano si è attivato fin da subito, sia con la raccolta di generi alimentari aiutati da quelle che sono le persone di riferimento della comunità ucraina, ma soprattutto con una grande opera di sensibilizzazione all'interno della comunità. Nel giro di 3-4 giorni abbiamo ricevuto decine di disponibilità anche per l'accoglienza. In questi giorni stiamo valutando assieme a una proprietà di Romano la messa a disposizione di un'intera struttura che era alberghiera per accogliere queste persone. Si tratta di decine di persone, lo stiamo facendo in collaborazione con la prefettura e in questi giorni stiamo cercando anche di fare un po' il punto sulla situazione proprio fisica e dei lavori da mettere in campo per rendere questa struttura disponibile da subito. Nel frattempo famiglie, imprenditori che mi hanno contattato per mettersi a disposizione per le risorse che serviranno e per qualsiasi altra cosa possa succedere. Questa è la solidarietà nostra, veneta, tipica, e su questo io credo che nessuno sarà messo in difficoltà o in imbarazzo dall'arrivo anche di decine di persone. Assolutamente. Assolutamente, questo è il cuore del Veneto che batte forte, come batte forte il cuore della solidarietà a Romano Dezzelino. Noi ringraziamo il sindaco Simone Bontorin per essere stato in nostra compagnia durante questo Focus TG. Abbiamo commentato insieme tanti aspetti di attualità e di risvolti economici, anche parlando di guerra, e allora abbiamo sentito dalle parole del sindaco Bontorin come la comunità di Romano Dezzelino sta vivendo questi giorni di grande ansia, di grande paura, ma anche di grande solidarietà. Ci spostiamo poco lontano a Bassano del Grappa, vediamo i bassanesi invece cosa dicono di questo momento storico, quali paure hanno, temono una guerra nucleare. Sentiamo. Sicuramente non è rassicurante, ma i poteri politici sono al di fuori delle nostre conoscenze, quindi non sapremo mai qual è la reale verità. Noi ci dimentichiamo sempre che siamo circondati dal nucleare, dalla Francia fino alla Slovenia. Non serve la Russia per aver paura del nucleare. Paura forse no, ma mi dispiace molto perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali, non ci dovrebbero essere differenze. C'è la minaccia anche del nucleare, a lei fa paura perché è anche famiglia? Abbastanza, è un problema grave. Speriamo che la situazione si possa risolvere al più presto. La NATO comunque sta cercando di trovare delle soluzioni, mi auguro che tutto possa finire in meglio. Si sa che si fa anche un po' di strategia mediatica quando si parla di nucleare, tanti interessi, quindi speriamo che finisca il prima possibile, che è la cosa che ci aspettiamo un po' tutti, e che diplomaticamente si risolva la cosa. Minaccia del nucleare, a lei questo fa paura? Sicuramente mette una certa preoccupazione, una certa ansia, però noi siamo fiduciosi, siamo tutti abbastanza positivi, a parte il virus, e siamo sicuri che prima o poi arriverà qualche buona notizia. E c'è paura, inquietudine anche a Vicenza, soprattutto perché Vicenza è città che ospita delle basi militari americane. Sentiamo i vicentini come stanno vivendo, come stanno affrontando questi giorni così convulsi. Lei ha paura di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane? Sì, ci penso e un po' di paura c'è comunque. Speriamo bene. Un po' di preoccupazione per la presenza delle basi americane a Vicenza. Ma fa la carità. Vuol dire soldi che girano. O tutto il mondo va per aria oppure siamo tutti insieme. Cosa ha avuto? Cosa diceva? Mi sembra sciocco ancora discutere se avere o no gli americani. Abbiamo già perso un aeroporto in nome di questa battaglia. No, ma poi abbiamo tolto la nostra pista e tutto quanto, non abbiamo più niente a Vicenza. Vogliamo mandare via anche gli americani, non abbiamo proprio più nulla poi. No, timori particolari no. Però sì, è sempre un problema, perché non so se siano qui le testate nucleari o se siano da altre parti, però sappiamo che ci sono in Italia. Io sono contro tutte le basi, sono pacifista, amore e pace, però non avrei idea. Io non mi preoccupo comunque,
Mai. Tutto a posto. Perché preoccuparsi prima del tempo? Sono pazzi incoscienti. Diciamo che in caso estremo può preoccupare sicuramente, perché avere qui le basi americane, è chiaro che se quella persona lì, quel personaggio lì russo decide di fare qualcosa, io credo che la Vicenza è un po' in pericolo, insomma, evidentemente. Credo che non arriveremo mai a questo punto. E allora abbiamo sentito le voci dei bassanesi, le voci dei vicentini. Adesso 2 minuti di pausa, torniamo con i nostri collegamenti live dal territorio. Abbiamo gli ultimi aggiornamenti sulla notizia di apertura di questo Focus TG, il ritrovamento di un cadavere in un canale a Vicenza. Vi proporremo le immagini dei nostri cronisti che sono lì sul posto. Fra 2 minuti torniamo subito. e 46, torniamo in diretta con il nostro Focus TG. Oggi è l'8 marzo, prima scherzando con il primo cittadino di Romano De Zelino, che ha un po' bruciato quelle che erano le tempistiche della nostra scaletta. Abbiamo fatto gli auguri doverosi a tutte le donne, auguri che adesso ci prendiamo il giusto tempo per rivolgere alle nostre tantissime telespettatrici, ma anche a tutte le nostre colleghe, alle persone che lavorano nella nostra redazione e a tutte le donne in generale. Proprio parlando di donne e proprio vedendo una nostra splendida collega baciata dal sole di Padova, introduciamo l'argomento dell'8 marzo, della festa delle donne, con Valentina Visentin in collegamento con noi. Buongiorno Valentina e auguri. Grazie Alex, buona giornata anche a voi. Sì, 8 marzo, ho scelto questo luogo non a caso, sono in Prato della Valle e vedete i 2 piedistalli alle mie spalle sono quelli interessati da una mozione che ha creato molto dibattito in città, ovvero quello di dedicare una statua di donna qui in Prato della Valle, dove sono presenti tutte statue di uomini. Ebbene, nel giorno dell'8 marzo si attendono novità importanti per questa mozione che è passata in consiglio comunale lo scorso 31 gennaio e oggi c'è un appuntamento alle 4:30 del pomeriggio dei 2 consiglieri che hanno fatto questa mozione con il sindaco, proprio per capire se è possibile, se sarà possibile creare una statua di donna. In particolare si pensava al nome di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata nella storia, che si laureò proprio qui a Padova, e quindi oggi potrebbero, nel giorno della festa delle donne, arrivare appunto notizie su questa importante questione che ha animato l'opinione pubblica padovana nell'ultimo periodo, insomma in queste settimane. Una festa della donna qui a Padova che comunque viene ricordata con varie iniziative, per esempio il banchetto della questura, il gazebo della questura di Padova, che sensibilizza soprattutto gli uomini, perché abbiamo sentito le parole questa mattina del questore Antonio Sbordone: bisogna sensibilizzare, per fare prevenzione bisogna sensibilizzare e partire proprio dagli uomini, che devono essere educati al rispetto della donna. Lo ha detto commentando purtroppo i dati in aumento dei femminicidi, che ha detto il questore purtroppo è l'unico reato che ha registrato in Italia un aumento, invece, mentre tutti gli altri reati sono nettamente in calo. Dicevamo il banchetto della questura di Padova per sensibilizzare contro la violenza di genere, e poi tante manifestazioni. Ci sarà un sit-in alle 14 di Non Una di Meno davanti a Palazzo Moroni e poi alcuni cortei in città. Ma anche i più giovani, Alex, hanno voluto rivolgere un pensiero importante alla festa delle donne, e infatti molti studenti dei licei padovani maschi si sono presentati a scuola in gonna, un'iniziativa che è stata pensata dalla rete studenti medi di tutto il Veneto, e qui a Padova ha trovato molto riscontro, e alcuni studenti si sono presentati a scuola in gonna proprio per ribadire che non ci devono essere differenze e che le donne non devono essere discriminate, e che appunto contro la violenza di genere bisogna agire con l'educazione
dell'educazione, a partire proprio dall'educazione dei ragazzi e degli uomini. Quindi insomma c'è stata una mobilitazione trasversale in città per ricordare questo 8 marzo. Tra le altre iniziative incominciate ieri e che proseguiranno in questi giorni, dedicare 10 rotonde padovane alle donne, 9 rotonde padovane, 9 rotonde a 10 donne. Entro il 10 marzo saranno svelati tutti i nomi delle donne a cui appunto verranno dedicate le rotonde. Prima è stata ieri, ci sono state 5 donne, sono state scoperte 5 targhe dall'onorevole del PD Alessandro Zan e sono state dedicate a Nilde Iotti, prima donna a essere eletta Presidente della Camera, a Tina Anselmi, prima donna Ministro della Repubblica, a Rosetta Molinari, partigiana e consigliera regionale del Veneto, a Marcella Folco, attivista per i diritti, e poi Lina Merlin, prima senatrice della Repubblica Italiana. Queste le prime 5 donne, oggi ci saranno altre intitolazioni e si finirà il 10 marzo con l'intitolazione di una rotonda alla prima donna ingegnere che si è laureata qui a Padova. E noi non possiamo che intanto condividere i messaggi di solidarietà e di contrasto alla violenza sulle donne di cui ci ha parlato la nostra collega Valentina Visentin, a cui rivolgiamo il nostro grazie per il suo preciso, puntuale collegamento. Buon lavoro, ancora auguri Valentina. Noi grazie a voi. Rientriamo in studio, continuiamo a parlare della festa delle donne dal punto di vista però di chi lavora in questa giornata e di chi anche spera che questa giornata possa effettivamente risollevare un po' le sorti di una categoria economica che indubbiamente ha sofferto e che sta facendo i conti anche lei con i rincari dei costi e delle materie prime. Parliamo dei fioristi e allora siamo andati con la nostra collega Sharon Di Carlo proprio a curare una piccola inchiesta su come i fioristi stanno vivendo queste ore di grande attività, e se la festa adesso della donna e la prossimità delle feste pasquali potrà dare uno slancio importante al settore. Vediamo. Ancora un attimo di pazienza, stiamo per vedere insieme il servizio fioristi, il servizio di nostra collega Sharon Di Carlo, appunto dedicato a come questa categoria economica sta affrontando questo momento, e vediamo se tutto è pronto dalla regia, altrimenti andiamo avanti con la cronaca, con l'attualità, perché abbiamo tanto ancora di cui parlare. Proviamo a lanciare di nuovo il servizio fioristi. Se una rondine fa primavera, una mimosa, la festa della donna. Era l'8 marzo 1946 la prima volta che questo fiore venne utilizzato come simbolo della ricorrenza, uno dei momenti dell'anno più importanti per l'economia del settore. Siamo qui un po' titubanti, nel senso che in questo momento proprio il mercato deve ancora un po' muoversi, però questa mattina, che oggi siamo il 7, abbiamo già ricevuto parecchi ordini, specialmente da negozi che vogliono festeggiare le donne che vanno a fare gli acquisti. Attesi anche gli acquisti dell'ultimo minuto. Domani tutti i ragazzi si svegliano, domani finito di lavorare o a mezzogiorno, l'una, già cominciano, per esempio hanno telefonato se alle 7 domani mattina è già aperto. Una festa che, vista la situazione delicata del momento, vorrebbe portare una ventata, seppur ideale, di positività. L'8 marzo è un giorno molto importante, un giorno importante perché ricorda una storia di donne. Stiamo passando un periodo veramente molto difficile tra guerra, caro energetico e discriminazione. È fondamentale oggi più che mai, domani più che mai, di ricordarsi di un piccolo presente, un piccolo pensiero, un cenno per dire grazie. E non per ultimo il problema dei venditori abusivi che ogni anno, soprattutto a ridosso delle feste, sottraggono cassa al commercio del taglio regolare dei fiori. È un problema non indifferente, perché io personalmente trovo che non sia giusto, in quanto noi siamo contribuenti attivi e quindi ci portano via una gran fetta di mercato, quindi non è assolutamente giusto, però è legale oltretutto. Quindi.
E adesso, come vi anticipavo, guardiamo insieme le immagini che i nostri colleghi della redazione di Vicenza ci mandano del luogo dove è stato ritrovato questa mattina un cadavere. Siamo in zona Ponte Alto a Vicenza. Le immagini sono quelle che il nostro collega Daniele Garbin ha raccolto. Ripetiamo di che cosa si tratta: la macabra scoperta di questa mattina in zona Ponte Alte a Vicenza. Un cadavere è stato ritrovato insomma, nelle prime ore di questa mattina lungo la sponda della Dioma. A dare l'allarme poco prima delle 10 un passante. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di un'età compresa fra i 40 e i 50 anni. Sono intervenuti sul posto i carabinieri, il SUAM, i vigili del fuoco, anche il magistrato di turno. Ci arrivano però degli aggiornamenti importanti dai nostri colleghi di Vicenza. Perché? Perché l'uomo di circa 50 anni, leggiamo insieme, carnagione chiara, i documenti ritrovati nel suo zaino potrebbero però non essere i suoi. Le foto infatti non combacerebbero con quelle del cadavere, quindi insomma si continua a così cercare di approfondire la situazione. Chiaramente noi continuiamo e continueremo a darvi conto in diretta di quello che succede e sta succedendo a Vicenza. Intanto ripetiamo anche un'altra notizia, anche qui sono arrivati ulteriori dettagli, ve l'abbiamo data in apertura. È un'operazione importante della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Vicenza nel intensificare i controlli per la lotta, per il contrasto al lavoro in nero, il lavoro irregolare e anche insomma per verificare il rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio, quindi insomma le normative che disciplinano l'uso del Green Pass per l'accesso nei locali pubblici e per l'accesso nei luoghi di lavoro. Hanno stretto il cerchio dei controlli su un gruppo di persone risultate lavoratori in nero, risultate insomma senza sprovviste sia di documenti che di contratto di lavoro. Il bilancio dell'attività eseguita dai finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa, delle tenenze di Asiago e di Tiene, pensate, è di 15 lavoratori irregolari individuati. In particolare si tratta di 9 sorpresi a prestare attività lavorativa completamente in nero e altri 6 in maniera irregolare, cioè in violazione delle regole di comparto previste, nonché 8, e questi sono gli ulteriori aggiornamenti che ci arrivano, 8 contestazioni amministrative nei confronti di avventori e dipendenti di esercizi commerciali, i quali non erano in possesso della regolare certificazione verde. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 9 lavoratori in nero sorpresi mentre erano intenti a prestare la propria opera lavorativa senza che il titolare dell'impresa avesse provveduto a inviare la comunicazione preventiva obbligatoria per l'instaurazione del rapporto di lavoro. 6 lavoratori irregolari invece con contratto a chiamata, per i quali il datore di lavoro non ha provveduto ad eseguire la preventiva comunicazione. Quindi insomma da una parte la cronaca nera con il ritrovamento di un cadavere in zona Ponte Alto a Vicenza, poi le operazioni della Guardia di Finanza. Abbiamo tanta altra cronaca, tanta attualità di cui parlare fra pochissimo. Ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, l'ultimo, e poi entriamo nella mezz'ora conclusiva del nostro Focus TG con tutti gli altri aggiornamenti. Abbiamo dei collegamenti ancora in diretta con il territorio, tanto di cui parlare. A fra poco.
13:03, ben ritrovati a Focus TG, l'informazione in diretta dal Veneto, tanti temi di cui parlare. Tanto è stato già detto in questa prima ora di diretta, vi terremo compagnia fino alle 13:30. Ebbene, come vi anticipavo, adesso ci spostiamo dal nostro collega Guido Barbato in diretta, in collegamento con noi da Padova per le ultime notizie dalla città. Vedo che, se non sbaglio, sei in quartiere Ponte Vigo d'Arzere, Guido. Proprio così, Alex, ciao a te e buongiorno a tutti. Sì, sono tornato su questo posto dove stiamo cercando di convincere il comune di Padova a rimediare a una situazione che può essere stata una concausa, detto tra noi, anche se noi non siamo certo degli inquirenti che andiamo ad indagare sulle cause di un incidente stradale che è avvenuto giovedì sera, dove è successo che un automobilista, nell'affrontare questo attraversamento pedonale in via Ponte Vigo d'Arzere, ha investito due anziane signore ultra ottantenni, entrambe mandandole in ospedale. Una ha una prognosi di 45 giorni ed è in prognosi semi-intensiva con tutte le vertebre fratturate, per esempio, e lui ha tirato dritto. Era giovedì sera, come vi dicevo. Via Ponte Vigo d'Arzere, come forse intuite anche dal punto di ripresa, è una strada molto trafficata, è una delle strade in cui si entra in città arrivando dalla cintura urbana, precisamente dai paesi di Cadoneghe, Vigo d'Arzere, dalla vecchia strada del Santo, per esempio, la vecchia SR 307, e anche al contrario un punto di uscita. Di qua passano autobus urbani, extraurbani, corriere, ma soprattutto automobili. Bene, questo signore alla guida di sembra un SUV scuro ha tirato dritto senza prestare soccorso a queste due persone. Si è presentato finalmente ai vigili urbani di Padova domenica pomeriggio, pare ammettendo la sua responsabilità. Dopo che anche i familiari della signora Regina, la signora di 84 anni, quella che è più grave, che è in ospedale, avevano anche affisso dei manifestini in questo quartiere per chiedere a testimoni oculari che avessero visto la scena. Pare che solo un ragazzo di soli 14 anni, del quale dovremmo un giorno forse anche congratularci con lui, ha prestato soccorso alle anziane chiamando il 118 e pare che abbia anche visto la scena e l'abbia riferita ai vigili urbani. Chiusa parentesi, però qual è il problema che abbiamo rilevato con il collega Francesco Ratai ieri raccontandovi di questo incidente? È che questo attraversamento pedonale alle mie spalle, che è stato appunto affrontato dalle due signore giovedì sera dove sono state investite, avrebbe un sistema di chiamata a pulsante per il pedone per attraversare in sicurezza, fa scattare il rosso agli automezzi e fa scattare il verde ai pedoni. Bene, questo sistema a chiamata non funziona. Ecco, c'è stato un piccolo problema con il collegamento da Padova, cercheremo, vediamo più avanti di ripristinarlo. Insomma, il nostro collega Guido Barbato ci stava appunto raccontando quello che vi abbiamo anticipato nel nostro servizio proprio in apertura del Focus TG, di questo incidente avvenuto sull'attraversamento pedonale di Ponte Vigo d'Arzere. Insomma, ci sono aggiornamenti, ci sono sviluppi e certamente l'opinione pubblica va sensibilizzata anche su appunto l'importanza della sicurezza. Prima di provare a ricollegarci con Padova cambiamo discorso. Perché? Perché le tematiche insomma della guerra e della crisi economica e indubbiamente anche quelle dei 2 anni di pandemia hanno senza dubbio messo in difficoltà un settore, forse uno di quelli che ha sofferto maggiormente, quello delle agenzie di viaggio, quello appunto del turismo fuori dai confini. Adesso appunto che sembrava insomma il Covid
concedere una tregua, tutti noi speriamo definitiva, insomma, per l'uscita da questo incubo della pandemia. Si palesa all'orizzonte la guerra russo-ucraina e insomma tutto quello che ne comporta a livello di ripercussioni sullo scacchiere internazionale. Proprio per parlare di agenzie di viaggi e di turismo noi abbiamo collegata con noi la nostra collega Sharon Di Carlo, che è andata a fare visita a un'agenzia di viaggi. A te la linea, Sharon. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai anticipato tu, oggi parliamo di turismo, lo facciamo in compagnia di Simone di Canil Viaggi. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Qual è la situazione oggi del turismo? La situazione del turismo ad oggi è una situazione di ritorno alla normalità e la gente finalmente è più tranquilla, ha voglia di ritornare a viaggiare, ha voglia di uscire di casa e soprattutto vediamo che c'è molta voglia di affidarsi a dei professionisti, per cui c'è un ritorno della clientela all'agenzia. E per quanto riguarda invece le normative anti-Covid, viaggiare oggi è difficile? Allora, non è difficile, il problema è che le regole cambiano in continuazione di giorno in giorno. Sicuramente adesso sono state anche semplificate, però ogni giorno ci sono delle regole nuove, per cui bisogna essere sempre informati, ed ecco anche perché la gente preferisce venire in agenzia per essere più sicura, tutelata e seguita sia prima che dopo la vacanza e soprattutto anche durante la vacanza. Le mete più ambite in questo momento quali sono? Ma allora l'Italia sicuramente è sempre una roccaforte del turismo. Comunque stanno riprendendo molto anche le vendite nel Mediterraneo, quindi Spagna, Grecia, c'è un grande ritorno del Mar Rosso, Stati Uniti, l'area dell'Oceano Indiano, ma in generale la gente ha proprio voglia di viaggiare, quindi che sia un viaggio di un giorno, di 3 giorni, di una settimana, la gente ha voglia di ritornare a vivere come si viveva prima, quindi la collettività, le visite, c'è voglia di normalità. E questa guerra in Ucraina invece come sta influendo? Ma sicuramente il nostro settore purtroppo è un settore che è soggetto sempre a continue problematiche. La gente la sta ancora vivendo come una cosa lontana. Sicuramente a livello psicologico è un freno a delle persone che magari vogliono fare viaggi più importanti e quindi non limitati all'Italia e al Mediterraneo. Però vediamo che per il momento comunque la richiesta c'è ancora e le problematiche sono abbastanza limitate. Alex, le persone hanno voglia di tornare a viaggiare, se non ci sono domande da studio ti ripasso la linea. Non ci sono domande, grazie Sharon, ringraziamo te e il tuo ospite. Noi continuiamo con la cronaca e con delle immagini del tutto suggestive. Un barchino in fuga dai carabinieri, ci spostiamo nel veneziano, un inseguimento veramente da film per i Rii di Murano. Vediamo. Barchino in fuga dai carabinieri a Murano, fatto di cronaca che agli occhi dei più pareva essere quella tratta da un film, invece era tutto vero. Ieri pomeriggio con la barca in fuga e il motoscafo dei carabinieri all'inseguimento, mentre entrambe sfrecciavano sull'acqua imboccando ad alta velocità il ponte di San Martino a Murano, fortunatamente senza incidenti. I militari hanno segnalato un halt per il controllo su acqua, ma il conducente del barchino, invece di fermarsi, ha accelerato, dandosi alla fuga. L'inseguimento conclusosi quando i carabinieri, a sirene spiegate, hanno quasi affiancato il barchino dopo un lungo inseguimento. Il conducente, un giovane già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe anche già reso protagonista di altre fughe tra i canali. Voci, non confermate ufficialmente, hanno parlato anche di motore rubato. Adesso, sempre per la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano. Torna con me o ti ammazzo. Questa la minaccia di un 35enne rumeno rivolta all'ex fidanzata. Non accettava la fine della sua relazione con l'ex fidanzata, così ha deciso di entrare nell'appartamento della donna, una 32enne rumena, arrampicandosi su una grondaia. Armato di coltello è entrato nella casa che si trova nella zona Stadio Tenni. Se non torni con me ti ammazzo, ha detto. Poi ha tolto il cellulare alla donna per non farle allertare le forze dell'ordine, ma lei ha approfittato di un attimo di disattenzione ed ha chiamato un suo parente. L'uomo, un 35enne connazionale ex poliziotto in patria, è fuggito facendo perdere le tracce.
tracce. Fino a quando la polizia è intervenuta sul posto e ha iniziato le ricerche. L'uomo è stato fermato e arrestato dagli uomini della squadra mobile alla stazione dei treni di Lancenigo di Villorba. Ora si trova nel carcere di Santabona. E a proposito di inseguimenti, un po' come quelli che abbiamo visto prima, ma chiaramente cambia la cornice, cambia il territorio, un inseguimento per una quarantina di chilometri, pensate, dal Bellunese fino a Treviso, una persona arrestata, un'altra denunciata, è accaduto ieri sera. Tentato omicidio e resistenza pubblica ufficiale sono queste le accuse a cui dovranno rispondere 2 cittadini kosovari durante un inseguimento durato oltre una quarantina di chilometri. Più volte gli stranieri pare abbiano cercato di speronare l'auto dei carabinieri. Non solo, in provincia di Treviso una pattuglia sembra si fosse messa di traverso sulla strada per bloccare i fuggitivi, ma loro sono riusciti ad oltrepassarla rischiando anche di investire uno dei militari. I 2 stranieri sono stati bloccati a Ponzano. Per l'automobilista è scattato l'arresto, per il passeggero la denuncia. Tutto è iniziato sulla strada Querovas nel Bellunese, quando una coppia, marito e moglie, si è fermata in un posto di controllo dei militari. I 2 hanno raccontato di essere stati aggrediti verbalmente da 2 persone a bordo di una macchina per futili motivi. La coppia ha fornito la descrizione della macchina, immediato l'intervento dei carabinieri che l'hanno intercettata a confine tra il territorio bellunese e quello trevigiano. All'alte dei militari dell'Arma l'automobilista non si è fermato, anzi ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito. La pattuglia a quel punto ha allertato i carabinieri delle varie compagnie e Montebelluna ha risposto supportando i colleghi del Bellunese. Le indagini sono condotte dalla Procura di Treviso. Alterniamo la cronaca al nostro filone di inchiesta, che è quello che racconta le difficoltà di imprenditori, di associazioni, famiglie, amministrazioni locali per tutto ciò che riguarda i risvolti nel nostro territorio, nella nostra economia, del rincaro delle bollette, ma del rincaro anche del costo del carburante. Ebbene, adesso ci spostiamo a Chioggia, perché questa è una settimana dello sciopero della pesca con l'intero comparto del territorio che è stato duramente colpito. Si è dato appuntamento a Chioggia proprio per rimettere le licenze in mano al sindaco. Tra le ragioni della protesta indubbiamente il caro gasolio. Giovedì 10 marzo alle 11 i pescatori di Chioggia rimetteranno le licenze al sindaco Armelao. Tra le ragioni della protesta il caro gasolio. E questa mattina ho partecipato all'assemblea pubblica dei pescatori, raccoglierò ovviamente le loro istanze e le invierò al presidente del Veneto Luca Zaia facendo le mie. Per l'intera settimana in corso in atto da parte di tutto il comparto della pesca il fermo causato proprio dall'aumento indiscriminato del prezzo del carburante. Così anche Mazzaro, il direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. I pescatori sono i custodi dei mari e quindi meritano il nostro sostegno e il sostegno di tutte le istituzioni. Anche noi chiediamo quindi al governo di intervenire per diminuire e mitigare l'aumento indiscriminato dei prezzi del gasolio. A scioperare con i colleghi pescatori anche le imprese dei turbosoffianti, quindi dei molluschi di mare, con le aziende del Consorzio di Venezia, vale a dire più di 160 imprese che oltretutto pensano anche se anticipare i 2 mesi del cosiddetto fermo biologico. Con la guerra che c'è in atto purtroppo ha portato ulteriori problemi legati al caro gasolio, al problema dei trasporti con rincari e quant'altro, ma anche tutte le attrezzature di bordo che abbiamo subito un rincaro di oltre il 50%. Questo non è più sostenibile. Mercoledì 9 marzo l'incontro a Roma con il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, a cui l'intera categoria chiede un immediato rapido intervento anche sotto la spinta della regione del Veneto. Perché anche la regione sia a fianco a noi pescatori per affrontare le problematiche. Anche perché l'effetto attualmente è quello di rendere di fatto impossibile la pesca con effetti devastanti per l'intera filiera. Come sindaco e avendo anche la delega alla pesca non posso far altro che dar ragione ovviamente ai nostri pescatori. Diamo voce adesso ai commercianti di
Treviso, perché ci spostiamo nella Marca. Qui balena una idea, una possibile soluzione per venire incontro alle difficoltà soprattutto di chi ha attività commerciali nei centri storici, nei luoghi diciamo meno accessibili per la massa, per anche le automobili e quant'altro. L'idea che arriva proprio da Treviso è quella magari di spostare, riportare gli uffici nei centri storici. Vediamo. Noi abbiamo bisogno di far rivivere la città, perché soprattutto il commercio di prossimità vive di bacino d'utenza, e quindi nel medio e lungo tutta la nostra attività è improntata a riportare dentro mura e nei quartieri da un lato residenza e, per quanto riguarda il centro città in modo particolare, uffici. Dobbiamo invertire quella politica che nel tempo ha spostato. Riportare gli uffici in centro storico per tornare ad animare strade e piazze, ridare ossigeno a negozi e locali pubblici provati dalla pandemia e ora anche dall'incertezza economica legata alla guerra in Ucraina. Alla cerimonia di consegna della targa di luogo storico del commercio a 21 realtà cittadine con oltre 40 anni di attività, il vice sindaco Andrea De Checchi ha spiegato che il comune è determinato a percorrere questa strada, oltre a favorire la residenza, agevolare il parcheggio durante la settimana e rinnovare il bando per l'assegnazione di fondi comunali. Noi siamo convinti che i negozi di prossimità, sia il commercio, l'artigianato, siano la linfa di una città, di un centro urbano e dei suoi quartieri, e quindi la nostra politica amministrativa è tutta finalizzata al loro sostegno e al loro implemento. Tra i premiati per la lunga attività portata avanti anche nei difficili anni di pandemia, alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del tessuto produttivo cittadino. Non abbiamo perso mai l'entusiasmo di andare avanti e i frutti ci sono. Quello che hanno detto è la faccia vera di Treviso. Bisogna cominciare a portare la gente dentro e riviverla com'è la bella Treviso. Ho un difetto molto petulante forse per qualcuno, ma vedo che il risultato mi ha portato a questo giorno, diremmo, perché non è facile parlare, perché Gigi, chi lo conosce, è fatto così. La crisi che continua con gli aumenti dell'energia e una nuova contrazione dei consumi. Ci sono delle difficoltà che hanno ridotto il lavoro, quello senz'altro, e speriamo che col tempo si possa ritornare non come prima ma meglio di adesso senz'altro. Purtroppo le cose stanno andando così, cerchiamo di tutti rimanere in piedi e tutti assieme andare avanti. È una boccata d'ossigeno per gli esercenti, per coloro che hanno un'attività. Potrebbe arrivare con la fine dello stato di emergenza. In tanti però chiedono addirittura una fine anticipata delle limitazioni. Noi siamo andati a Vicenza a sentire che aria tira. Vediamo. Stiamo aspettando un po' con ansia il 31 marzo. Speriamo che le limitazioni vengano a diminuire. Anche nel discorso del Green Pass non si è ancora ben capito a chi resta, a chi non resta, però ormai la pandemia sta andando verso la fine. Visto che finisce anche lo stato d'emergenza, che vuol dire che passiamo in endemia, penso che possiamo lasciare libere anche un po' le persone. Sì, anche perché adesso ultimamente con gli ultimi fatti che stanno succedendo vicino ai nostri paesi, vicino all'Europa, sono creati altri casi, diciamo, che la gente, diciamo, ha paura, sta a casa, non si muove. Siamo quasi tutti zona bianca. Da metà mese togliamo, oppure dal primo giorno di primavera apriamo, anche perché adesso l'immunità di gregge credo che l'abbiamo raggiunta, quindi sarebbe anche ora, insomma, perché anche negli altri stati già li hanno tolti, quindi noi arriviamo sempre ultimi in Italia. Io vivo in California, negli Stati Uniti, ed è stato un gran sollievo vedere tavolini con la gente che brinda il bicchiere pieno di vino e un po' di felicità tornata dopo tanta seclusione. Le limitazioni le vogliamo togliere, sì, perché non riusciamo più a essere liberi come eravamo liberi una volta.
Beh, io mi auguro che entro fine mese non ce ne sia più bisogno, però se ci fosse bisogno sono la prima a dire che è un ottimo sistema di difesa sia contro i germi che i virus, e col coronavirus ancora di più. Noi come attività abbiamo bisogno di lavorare, come tutti a Vicenza, e anche comunque le persone hanno bisogno di potersi sentire libere, di uscire, di vivere in pratica. Chiediamo che ci sia appunto la decadenza di tutte queste limitazioni, la richiesta del Green Pass, tutte queste cose, è importante perché compromette dal punto di vista economico, perché anche all'esterno che senso ha tenere il Green Pass all'esterno? Almeno quello potevano liberare subito, voglio dire. Speriamo nella fine dell'emergenza. Restiamo a Vicenza perché è stata approvata in Consiglio Comunale una importante mozione per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale. Vicenza conferma di amare le api. Scopriamo perché. È stata votata una mozione intitolata Fiori per le api, votata all'unanimità quindi da tutta il Consiglio Comunale del Comune di Vicenza. Tutelare le api. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, tutelando le fioriture e contrastando la diffusione invece delle zanzare con metodi biologici. Una scelta indispensabile per governare la Vicenza sempre più green, voluta dall'amministrazione Rucco. In realtà il Comune di Vicenza è già la terza volta che si occupa del settore apistico e in generale della natura, dell'ambiente. Già mesi fa era passata una mozione all'interno della quale si andavano a destinare delle aree dedicate ad infiorescenze specifiche per le api. Questa volta invece si va a dire quali fiori utilizzare in quelle determinate aree individuate in precedenza. Nel dettaglio la mozione prevede l'inclusione di una pianificazione delle opere di verde pubblico con specie vegetali gradite alle api e l'introduzione nei parchi di ripari notturni per pipistrelli, antagonisti biologici delle zanzare. Obiettivo finale: non disperdere nell'ambiente sostanze mortali per le api. Ma perché? Perché le api sono un insetto fondamentale per la natura, sono sentinelle dell'ambiente. Loro, con la loro attività, sono in grado di dirci dove, quando e come un determinato ambiente è inquinato oppure libero da pesticidi. Approvati nello specifico 8 punti che contemplano anche la promozione culturale con il coinvolgimento di biblioteche ed associazioni. Secondo me quello più significativo è quello che ha a che fare con le scuole, nel senso di mettere subito a disposizione dei piccoli delle scuole elementari una serie di nozioni che vanno a spiegare l'importanza del prendersi cura dell'ambiente e delle api nello specifico. Dall'ambiente al decoro urbano ci spostiamo a Castelgomberto. Castelgomberto, obiettivo: combattere l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Una battaglia partita dalle segnalazioni dei cittadini. C'è chi getterebbe sacchetti della pattumiera nei cestini sulle strade del paese, cestini che dovrebbero essere utilizzati solo per buttare piccoli rifiuti al servizio dei passanti, mentre invece vengono utilizzati scorrettamente riempiendoli con buste piene di rifiuti casalinghi che dovrebbero essere differenziati all'ecocentro o con la raccolta porta a porta. A lanciare l'allarme il sindaco Davide Dorantani. Ci sono persone che conferiscono nei cestini della spazzatura che sono posizionati sul territorio comunale anche borse di rifiuti che invece dovrebbero essere conferiti o all'ecocentro o alla raccolta porta a porta. Abbiamo quindi deciso di prendere un'iniziativa di sensibilizzazione per tenere aggiornata e informata la cittadinanza che i cestini che sono sparsi sul territorio comunale non servono per conferire i rifiuti che invece devono avere altra destinazione. Per questo sono state posizionate circa 30 targhette sui cestini della zona centrale di Castelgomberto e delle altre aree a rischio, targhette sulle quali sono state indicate le corrette modalità di conferimento. Chi, nonostante le indicazioni, continuerà imperterrito ad abbandonare i sacchetti dei rifiuti nei cestini verrà sanzionato. La finalità dell'amministrazione non è quella di sanzionare, ma di cercare di prevenire questi comportamenti non corretti. Chiaro che una volta fatto l'appello e indicato appunto con le targhette il corretto utilizzo dei cestini, le violazioni dovranno per forza di cose essere punite. E adesso ci spostiamo a Tiene, che ha avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo ecocentro per venire incontro alle richieste dei cittadini.
Tiene lotta al degrado dei rifiuti abbandonati e miglioramento della raccolta differenziata. Sono questi gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende perseguire con la realizzazione di un nuovo ecocentro. La nuova struttura andrà a sostituire i 2 centri attualmente in uso, ma che risultano ormai insufficienti alle esigenze crescenti della città, in particolare verso il conferimento di ramaglie vegetali che cominceranno ad intesare i depositi con l'arrivo della bella stagione. Il nuovo ecocentro sorgerà in via Marco Corner, accanto ai magazzini comunali in quarta zona industriale, su un terreno di 5.000 metri quadrati. Il nuovo servizio consentirà maggiore sicurezza agli utenti e un conferimento semplificato dei rifiuti, garantendo la corretta differenziazione. Stanziati 450.000 euro per l'opera, che sarà conclusa entro l'estate. E allora l'ultimo servizio che vi proponiamo quest'oggi per il nostro Focus TG è un servizio che abbina immagini spettacolari, grandi emozioni, adrenalina, sport e colori, paesaggio. Insomma, ci spostiamo sull'altopiano, ci spostiamo a Gallio, zona Melette. Perché? Perché c'è stato un avvenimento importante, una competizione importante, una tappa del campionato di paraschi. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo insieme. Sci alpino e paracadutismo insieme in una parola: paraschi. Il comprensorio delle Melette di Gallio ha ospitato la seconda tappa della Coppa del Mondo di questa disciplina, che più spettacolare non si può. Si tratta infatti di una combinata in cui si effettuano 6 manche in slalom gigante su pista e una serie di lanci di precisione con il paracadute direttamente dall'elicottero a una quota di circa 900.000 metri. Oltre all'Italia, presenti una decina di formazioni straniere, tra cui la Svizzera, l'Austria, la Germania e la Repubblica Ceca. Il momento forse più suggestivo dell'intera kermesse, promossa e fortemente voluta fra gli altri dal comune di Gallio, è stato l'applauso dei presenti sulle note dell'inno di Mameli, che ha fatto da colonna sonora al volo di un enorme tricolore che ha colorato il cielo delle Melette. Una grande manifestazione sotto il sole e sopra il bianco della neve delle Melette, veramente una manifestazione che dà lustro a questo comprensorio, a Gallio e tutto l'altopiano. Lo ripeteremo anche l'anno prossimo. Siamo orgogliosi di aver ospitato per la prima volta qui alle Melette questa gara. Siamo felici perché molte persone sono accorse sull'altopiano per godere di questa giornata di sole, di questa neve e di questo spettacolo puro. E allora, nel rinnovare ancora i nostri auguri a tutte le donne, io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, vi do appuntamento a domani con un'altra edizione di Focus TG, puntuali a partire dalle 12. Grazie.